Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buona settimana e buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1214 di oggi, lunedì 15 giugno 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 per le vostre telefonate quando ve lo dirò io. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, dopo aver ascoltato i Voyage con Souvenir del 1978, arriva lui, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Vai pure Natalia. Tutti conoscono il Canadea, cioè il celebre aereo che viene usato per spegnere gli incendi. Fu disegnato nel 1962, 64 anni fa quindi, e adesso ha i giorni contati. Sarà infatti sostituito da un altro aereo più moderno, potente e versatile. Si chiamerà Waterfall, cioè cascata. Questo aereo ultramoderno è capace di volare anche di notte, il Canadea non ci riesce, e non spegnerà solo gli incendi boschivi, ma pattuglierà il mare, svolgerà funzioni di ricerca e di soccorso. Essendo un idrovolante,
Il waterfall potrà anche trasportare persone, magari anche infortunate, in località senza adeguate attrezzature aeroportuali. Il nuovo aereo sarà costruito a Gorizia, presso l'aeroporto Duca d'Aosta, in uno stabilimento dove saranno creati 1.200 posti di lavoro più 9.500 nell'indotto. Gorizia è il luogo ideale per fare questo nuovo aereo. Serviva infatti un aeroporto poco trafficato, con molto spazio e vicino al mare e a spazi lacustri. Gorizia, grazie alla collaborazione dell'ENAC, che bisogna riconoscerlo, per facilitare l'operazione ha eliminato molti ostacoli burocratici, ha avuto la meglio sull'aeroporto francese di Nîmes. Insomma, un gran bel colpo per l'Italia e per il Friuli Venezia Giulia, una regione che non a caso è in crescita economica vertiginosa. Qui Parlamento. E io voglio dare il bentornato all'onorevole Andrea De Bertoldi. Questa sera c'è questo evento molto interessante domani, martedì 16 di giugno, nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati, moderato tra l'altro, e richiamalo pure che così intanto presento l'evento. Dovete sapere che domani appunto, moderato dalla collega di Italia Oggi Simona D'Alessio, che voglio anche salutare, ci sarà questo evento del gruppo LCD Lega. È un evento sulla responsabilità civile e l'equo compenso e le professioni tecniche per la crescita del paese, che messa così sembra una cosa che fa paura. In realtà la responsabilità civile, per chi mi sta ascoltando, altro non è che l'articolo 2043 del Codice Civile, cioè chi cagiona ad altri un danno ingiusto, cioè senza giustificazione, senza motivo, è tenuto al risarcimento. E appunto domani si parlerà quindi di questi temi: bilanciamento del rischio tra professionisti e imprese, certezza del diritto per gli eredi, rafforzamento del ruolo delle assicurazioni, ma anche delle tutele più efficienti a beneficio del danneggiato. E allora perché? Perché tra l'altro su questo tema l'onorevole De Bertoldi è primo firmatario di una proposta di legge che adesso ci spiegherà. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Onorevole, allora torniamo indietro al concetto di responsabilità civile, appunto, però applicato alle professioni tecniche. Difatti lei presenta questo disegno di legge che è stato elaborato in collaborazione col Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Ecco, di che cosa si parlerà domani? Sì, allora guardi, faccio solamente mezzo passo indietro. Prego. Per ricordare che io sia nella scorsa legislatura al Senato e in questa alla Camera mi sono sempre battuto per le libere professioni, perché ritengo che il sistema italiano e il sistema delle cosiddette professioni liberali sia un sistema virtuoso che ha permesso all'Italia, dal dopoguerra in avanti soprattutto, di emergere, di crescere, di diventare uno dei primi paesi al mondo con il proprio sistema economico, con il proprio prodotto interno lordo, proprio anche per il ruolo virtuoso delle libere professioni. Cioè, mentre, e faccio un esempio proprio per tutti gli ascoltatori, se io vivessi negli Stati Uniti potrei progettare un grattacielo, anche se sono un commercialista, o addirittura se io fossi un pasticcere potrei fare una consulenza legale, perché c'è un'assoluta libertà. In Italia abbiamo un sistema delle professioni che garantisce il cliente, quindi anche se uno non conosce il professionista, sa che chi è iscritto a un albo degli ingegneri, degli avvocati, dei notai, eccetera, deve fare un certo percorso di studi, deve superare degli esami, deve fare dei corsi di aggiornamento in tutta la sua vita professionale. Se sbaglia viene sanzionato da parte e viene quindi controllato da parte dell'ordine di appartenenza. Quindi cosa vuol dire? Che c'è un sistema virtuoso che dà fiducia al cittadino. Bene, in questo sistema, dopo tanti anni, ci sono delle criticità. Le criticità si possono riassumere fondamentalmente in tre situazioni. Le tutele di welfare, le tutele sul piano della salute
per i professionisti sono nettamente inferiori a quelle degli altri lavoratori, e quindi lì ero intervenuto con una mia legge approvata nella scorsa legislatura per garantire anche al professionista di potersi ammalare senza dover essere sanzionato per questo. Quindi l'aspetto dei compensi, ed ecco il lavoro che ha fatto questo governo con la legge sull'equo compenso, e in terza battuta il tema delle responsabilità. Allora, nel campo delle professioni tecniche ci sono delle incongruenze che sono addirittura, a mio giudizio, anticostituzionali, laddove non vi è un termine alla prescrizione di fatto delle responsabilità. Voglio fare un esempio per spiegarmi anche qui in modo pratico con chi ci ascolta. Attualmente un ingegnere, o meglio un suo erede, può essere chiamato a rispondere di un danno provocato magari 40 anni fa, perché cioè, la prescrizione decennale opera non da quando è finita la prestazione, ma da quando viene scoperto il danno. Quindi se un'opera fatta 40 anni fa, oggi si scopre che c'è un problema, diciamo, e quindi si innestano azioni di responsabilità, può essere chiamato in causa il progettista, il chimico, l'ingegnere, il geologo, dopo 40 anni, e magari quel professionista non esercita più, o è magari in casa di riposo, o è andato e transitato a miglior vita. E quindi chi risponderebbero addirittura gli eredi. Allora, questa è una cosa che è ai limiti dell'assurdo, perché dopo tanti anni, magari in mancanza anche del protagonista, non c'è neanche la possibilità di difendersi, perché se qualcuno ti accusa di aver fatto uno sbaglio, un errore, uno deve potersi difendere. È chiaro che dopo 20, 30, 40 anni, magari in mancanza anche dell'attore protagonista, ovviamente non c'è neanche la possibilità di difendersi. E l'erede che aveva accettato l'eredità diventa responsabile non solamente con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio personale. Quindi è una cosa veramente assurda ed illogica, che ovviamente spaventa chi fa la libera professione. Allora, cosa abbiamo stabilito in questa proposta di legge? Che innanzitutto la responsabilità ha una prescrizione decennale dalla fine dei lavori. Quindi cosa vuol dire? Che quando un'opera di qualunque tipo viene terminata, da quel momento ci sono 10 anni per la responsabilità, e questo permette di avere un termine, quindi di avere una certezza del diritto, e quindi di avere un periodo che permette anche di avere una capacità di andare a ritroso a eventualmente difendersi. Contemporaneamente abbiamo però previsto, oltre a questo, il fatto che il costruttore, o meglio l'impresa che affianca il professionista nel fare un progetto, sia obbligata, e questa è un'innovazione che a tutela del cittadino e dell'utente, sia obbligata sempre per ogni tipo di lavoro a fornire una polizza assicurativa al committente. Anche qui voglio renderlo più semplice. Se io voglio alzare casa mia di un piano e quindi faccio fare un progetto e chiamo un'impresa per fare i lavori, oggi non è obbligata l'impresa a rilasciarmi un'assicurazione. Invece, con questo progetto di legge, da una parte diamo un termine certo di responsabilità al progettista, al professionista, che è 10 anni dalla fine dei lavori. Dall'altra diamo l'obbligo di consegnare al committente, cioè a me che alzo casa, una polizza assicurativa che comunque mi copre dagli eventuali difetti dell'opera. Quindi noi cerchiamo di andare incontro sia alla certezza del diritto, che è una pretesa giustificata del professionista, sia anche alla tutela del committente, che ovviamente deve avere delle garanzie sul fatto che la sua opera, se avesse dei problemi, deve essere risarcita. In più introduciamo, sempre a favore del committente, cioè del cittadino, la possibilità di rivalersi direttamente sull'assicurazione. Quindi se il professionista viene chiamato in causa per responsabilità, il cittadino può rivolgersi direttamente all'assicurazione e chiedere l'indennizzo. Quindi abbiamo cercato in questa proposta di legge, che è molto più complessa, ma che io devo sintetizzare per ragioni di semplicità radiofonica, certo, di dare delle risposte sia ai professionisti sia agli utenti. E ovviamente abbiamo precisato che il professionista, nel caso venga coinvolto insieme all'impresa,
sia responsabile solamente per la propria quota di responsabilità. Qualcuno potrebbe dire, ma è ovvio? No, non è così ovvio, perché oggi la responsabilità viene considerata solidale. Quindi se anche in un danno l'80% è colpa dell'impresa e il 20% poniamo del professionista, siccome dopo alcuni anni spesso le imprese o sono fallite o sono state chiuse, mentre il professionista è ancora operativo, il cittadino può rivolgersi al professionista per chiedere integralmente il danno al professionista e dicendo poi arrangiati tu se puoi con l'impresa. Quindi il professionista rischia di dover rispondere anche dei danni creati dall'impresa che in gran parte dei casi dopo alcuni anni non esiste più, perché magari hanno fatto l'impresa per fare quel palazzo, poi l'hanno chiusa e quindi dopo 5 anni, 10 anni quell'impresa non esiste più, mentre il professionista esiste e continua a lavorare. Allora noi abbiamo previsto che comunque il professionista debba rispondere per la quota di sua competenza. Quindi abbiamo cercato di dare delle garanzie al professionista che debba certamente rispondere dei suoi eventuali sbagli, ma che lo debba fare limitatamente ai suoi sbagli, non agli sbagli altrui, e che comunque ci sia un periodo di tempo oltre il quale ovviamente si può essere certi di non avere problemi, perché altrimenti, come dicevo all'inizio, si rischia, come oggi accade, che anche dopo 20, 30, 40 anni, 50 anni possa essere chiamato in causa il professionista o il suo erede e questo non ha più nemmeno la possibilità di potersi difendere e controbattere sull'eventuale richiesta di danno che viene fatta. Ecco, io spero di essere riuscito in queste poche parole ad esprimere quello che stiamo cercando di fare perché ogni professione italiana abbia ovviamente delle caratteristiche anche di appetibilità per i più giovani, perché altrimenti un giovane che va a inserirsi in un settore dove rischia veramente di mettere a repentaglio la sua vita, la sua famiglia, il suo patrimonio, anche per decenni, questo è una cosa che non è accettabile. E allora abbiamo cercato di dare delle regole che tutelino il professionista e contemporaneamente il cittadino, che vedrà sempre la possibilità di avere una polizza assicurativa che lo tuteli da eventuali danni che dovesse aver ricevuto. Ecco, questo è in sintesi il percorso che noi stiamo facendo e che domani alla Camera dei Deputati, con la presenza di tutte le professioni tecniche, quindi ricordo ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, noi ci troviamo con i loro consigli nazionali per parlare di queste tematiche che sono appunto rilevanti per il futuro stesso delle professioni. E questo è diciamo, l'elemento fondante del nostro percorso. Molto bene, io la ringrazio molto e al piacere di sentirci presto allora. Benissimo, grazie a voi e buona giornata. Grazie, pausa e poi torniamo con, dopo la pubblicità, con Lip Sync, Funky Town del 1980, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 18:38 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1214 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, avete appena ascoltato Lip Sync con Funky Town del 1980. Questo pezzo era nella colonna sonora di un famoso film degli anni 90, il nostro ospite non era ancora nato quando è uscito, il cui titolo era Scemo e più scemo. Chi è lo scemo in questione? Non è il nostro ospite, che grazie a Dio è una persona seria. Gli scemi sono quei tanti che lo hanno riempito di insulti. Di chi sto parlando? Sto parlando del nostro Daniele Ambrogio Turis, che è al telefono con noi. Ciao Daniele, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, il nostro Daniele, dovete sapere che lui, insomma, è diversamente abile, lo vedete anche sul canale video insieme a Matteo Salvini, è un ragazzo che si riconosce nei valori politici della Lega e per questo motivo, per il semplice motivo di aver condannato il fatto che nello scorso weekend i manifestanti a Roma hanno scaricato letame davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, quello che gli hanno scritto delicatamente su Facebook, gli hanno scritto: in sedia a rotelle e fascio t'appendiamo con tutta la carrozzina. Qui siamo oltre scemo e più scemo, qui siamo a coglione e più coglione, se posso aggiungere, se posso fare un commento io. Daniele, allora, come sono andate le cose? Raccontaci intanto un po' tu chi sei, raccontaci che fai di bello. Allora, io sono Daniele Ambrogio Turis, ho 21 anni, tra una settimana ne compio 22, mi occupo di accessibilità con 3 progetti, uno in regione con la regione e Cotral, uno al nazionale con il gruppo FS, nel quale mi occupo di dare consigli a queste 2 aziende per quanto riguarda l'accessibilità di i mezzi e dei loro servizi, cercando di portare anche un briciolo in più di umanità per le persone che offrono questo servizio, ma soprattutto per chi sceglie il metodo nel quale offrono questi servizi. In più io sono stato ambasciatore
protettore dell'accessibilità durante il Giubileo, perché Roma, come ben sappiamo un po' tutti, è una città poco accessibile, e quindi sotto il Giubileo, dato che il comune non era molto cioè non rendeva molto accessibile la propria città, io insieme ad una startup e alla protezione civile ci siamo permessi di suggerire alcuni percorsi per i turisti disabili che venivano a Roma, favorendo il treno del gruppo FS piuttosto che alla metro, ovvero alla società che gestisce i trasporti a Roma. Proprio la scorsa estate vi racconto un evento più molto veloce. È svenuta una ragazza su un montascale alla stazione di Ottaviano, e quindi abbiamo preferito, ancora prima che avvenisse questa avvenisse questo evento, di spostare la stazione per il Giubileo a Cipro anziché ad Ottaviano, perché lì la manutenzione è un po' un tema molto arduo e complicato. Quindi, caro Daniele, riassumendo, tu sei un galantuomo e una persona per bene che svolge un lavoro di enorme valore sociale, perché attraverso il tuo lavoro tante persone diversamente abili possono fruire dei servizi e dei trasporti, che è una cosa, se permetti, che io trovo di estrema civiltà e dignità. E questo indipendentemente dalle tue... Esatto, e questo indipendentemente dalle idee politiche di chi se ne serve. A differenza delle bestie che ti hanno augurato di essere appeso con tutta la carrozzina. Ricordiamolo, perché io ti chiedo scusa nel ricordare questa cosa, ovviamente. Mi vergogno io, mi sto vergognando io come un ladro per loro. Ma ora, che cavolo è successo? Assodato che tu sei un galantuomo 18 carati e sei una persona eccezionale per quello che fai per tutti noi. Che è successo? Allora, vi racconto la storia. Allora, sfogliando su Instagram, anzi, se volete, andatemi tutti a seguire Daniele-Turis, e sono il profilo verificato, e tutti i giorni mi batto per le battaglie di chi ha una difficoltà in più, perché a me non piace neanche chiamarli o chiamarci disabili, ma io credo che è più sincero e umile dire per chi ha una difficoltà in più, perché lo trovo meno discriminatorio. Ma comunque andiamo al tema. Sfogliando Instagram praticamente mi sono imbattuto in un video di Matteo Salvini, nel quale faceva vedere i manifestanti che sabato a Roma c'erano 4 manifestazioni, e mi è capitato il video di una delle 4 che era sotto il Ministero dei Trasporti a Porta Pia, che praticamente erano lì fuori, hanno dato fuoco a diverse cose e hanno sparso del letame di fronte al Ministero. Io a quel punto ho fatto un commento il più sincero possibile, dicendo: secondo me il modo migliore per esprimere il vostro dissenso anche a livello politico è durante le votazioni. Che voi fate una manifestazione con quella arroganza, chiamiamola così, e con quella violenza,
non ha senso. Io sono un uomo abbastanza democratico e credo che se una persona vuole porgere il suo dissenso, lo fa tramite i canali, tra virgolette, ufficiali e non facendo una manifestazione aggressiva, come spesso succede con molti gruppi estremisti. E ho ricevuto una risposta da parte di questa persona che ha scritto: in sedia a rotelle e fasce ti appendiamo con tutta la carrozzina. Ora io, in base a questo commento, mi viene da pensare un paio di cose. Sicuramente non sono carine da dire queste parole anche sui social, e se puta caso qualcuno le dovesse pensare, anche se è sbagliato, non trovo il motivo per il quale uno lo deve dire pubblicamente, ma ha fatto in modo di non metterci né la faccia e né il nome e cognome. Ora, e poi da un altro punto di vista, secondo me è una cosa molto formativa ricevere alcuni tipi di commenti, perché almeno uno si rende conto di tutte le persone che ci sono nel mondo e anche dove c'è da intervenire per risolvere alcune questioni anche di nervosismo da parte della popolazione. Io ho fatto un commento neutro e questa persona ha risposto in modo eccessivamente estremista. Sì, appunto, in sedia a rotelle e fascio ti appendiamo con tutta la carrozzina. Invece pensate che parole schifose aveva invece scritto il nostro Daniele. Sentite un po' che parole incivili, bellicose, rissose. Se una persona non è, ve la sto leggendo testuale, Daniele mi può smentire. Se una persona non è d'accordo con un pensiero, non va a manifestare con questa aggressività e arroganza. I cittadini possono esprimere il proprio pensiero durante le votazioni, non facendo manifestazioni di questo tipo e soprattutto antidemocratiche e poco civili, anziché andare a sfasciare tutto davanti al Ministero dei Trasporti semplicemente perché devono prendersela, lo sappiamo tutti con chi, e cioè con l'uomo nero, e cioè con Matteo Salvini. La risposta di tale RBRT BNDT è stata: in sedia a rotelle e fascio t'appendiamo con tutta la carrozzina. Io non so chi tu sia, RBRT BNDT, ma credo che tu sia ampiamente un miserabile. Non ho altro da aggiungere, perché si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Ma vedete, è principio di civiltà il fatto che la polemica si faccia sulle idee e non sulle persone. Quando la polemica passa dalle idee alle persone, intanto l'interlocutore non ha assolutamente uno straccio di idea sputata e sparata da esprimere verso di voi nella discussione, ma secondariamente passare alla polemica sulle persone e anche all'insulto, e in questo caso alla minaccia, perché questa è chiaramente una minaccia di morte, perché vorrei ricordare che Benito Mussolini venne appeso, visto il riferimento, venne appeso a Piazzale Loreto quando era morto da un pezzo. Quindi il gentiluomo che ha scritto questa cosa, e che mi auguro la polizia postale stia cercando, perché secondo me ci sarà qualche giudice felice di vederlo strisciare nell'aula di tribunale e dire: no, signor giudice, ma io non volevo, e quella, perché poi generalmente il coraggio gli passa quando arrivano davanti al giudice. Ecco, io mi auguro che la magistratura e gli inquirenti facciano la loro parte, e sicuramente la faranno. La cosa che mi permetto di dire è che quando si passa da una polemica sulle idee a una polemica sulle persone, con addirittura la minaccia, questa è la cosa più infantile e ignorante che si possa fare, veramente.
veramente. Tutto questo io lo trovo basso, lo trovo volgare, lo trovo, ribadisco il termine, miserabile. Miserabile è colui il quale ha compiuto questo gesto, lo dico pubblicamente. Scusami Daniele, ma questo galantuomo qui lo hai denunciato? Allora, non l'ho fatto perché il profilo è troppo, mi è sembrato poco seguito, e quindi può essere un fake o comunque qualche situazione di questo genere. Capito. Senti, comunque io voglio dire, penso sia giusto cautelarsi, perché uno così che si permette di fare un'affermazione del genere, dici tu, non gli voglio fare pubblicità e siamo d'accordo, però è altrettanto vero che uno che arriva a minacciare in questo modo, francamente, secondo me una lezione la dovrebbe avere dal magistrato, Purtroppo se mi posso quando permettere. le idee fanno paura arrivano gli insulti. A me mi ha scritto anche un'altra persona che aveva già avuto a che fare con quest'uomo e proprio ieri mi ha scritto su Instagram: io domani lo vado a denunciare. Io nel senso, sono una persona abbastanza pacifica e mi faccio scivolare tutto addosso, perché sono insulti senza una natura fondata, diciamo così. Beh, mi sembra più che giusto, caro Daniele. Senti, hai ricevuto della solidarietà, hai ricevuto delle parole di incoraggiamento? Da chi? Assolutamente, mi hanno scritto tutti i vertici del partito, mi hanno chiamato amici, parenti, zii e familiari, incitandomi a non mollare mai, come ho sempre fatto, perché non sono queste le situazioni per mollare, c'è ben altro, e io le ho vissute, situazioni in cui forse c'era da mollare, ma non l'ho mai fatto. Ma non devi mollare, perché vedi, loro hanno solo il coraggio delle loro tastiere e dunque la loro vigliaccheria. Tu hai la forza della tua dignità di uomo prima di tutto, perché torno a ripetere, tu sei un galantuomo che con i suoi consigli, con il suo impegno, con la sua attività svolge una funzione sociale, umana, aggiungerei anche cristiana e dignitosa, oltre che degna di quella che a sinistra chiamano la Costituzione più bella del mondo. Ecco, la Costituzione più bella del mondo si edifica quando si è come Daniele, non quando lo si minaccia di appenderlo con la carrozzina. Questo lo dovremmo dire a qualche esagitato che evidentemente è di sinistra e che evidentemente pensa di essere dalla parte giusta, perché se la prende con Daniele, che ribadisco è veramente un galantuomo per quello che fa. E senti, altre figure da sinistra, nessuno si è permesso di dire Daniele, guarda, siamo con te, nulla, zero. Che a me siano arrivati messaggi su WhatsApp, no. Forse se qualcuno ha scritto fra i miliardi di commenti che sono sui diversi post, non lo so, ma sul mio numero, e io tra l'altro ho anche il numero impresso su Instagram, non mi sono arrivati alcun tipo di messaggi né chiamate. Ah, ecco, tanto per gradire. Bene, vabbè. Si vede che qualcuno è più tutelabile di qualcun altro ai loro occhi, ma a noi questo non ce ne frega niente. Senti, parliamo invece di cose belle, Daniele. Che cosa fai di bello in questo periodo? I tuoi progetti, i tuoi sogni? Parliamo di dignità, parliamo di decenza, non parliamo più di questa immondizia che ti è capitata. Ok, assolutamente sì. Allora, io il 26 e
2007 sono stato invitato dal ministro per la disabilità ad Expo ID, l'Expo più grande di Italia sulla disabilità, e sarò un relatore al bando Vita e Opportunità, che si terrà il giorno venerdì 26 alle ore 15:30 fino alle 16, nel quale io racconterò la mia storia e cercherò di incitare tutte le persone a trovare la propria qualità, perché tutti abbiamo una qualità, e le persone che dicono non abbiamo una qualità è perché non l'hanno trovata o non credono sufficientemente in se stessi. È proprio lì che io vorrei che tutte le persone fossero spronate anche dai loro familiari o da qualunque altra persona a credere in se stessi e a trovare un punto nel quale si eccelle. Sono pienamente d'accordo, caro Daniele. Vorrei leggere ai nostri ascoltatori l'articolo 3 della nostra Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione, siccome abbiamo un Presidente della Repubblica che è anche molto attento a queste cose, e io mi permetterei di segnalare al Presidente della Repubblica la storia del nostro Daniele, ecco, vorrei segnalare che l'articolo 3 è chiamato anche la Grundnorm, cioè è in realtà l'essenza stessa fondamentale della Costituzione. Cosa dice? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E poi vedete all'articolo 2, al comma 2, l'articolo 3 della Costituzione parla direttamente a Daniele, parla di Daniele, perché dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il pieno sviluppo della persona umana. Vedete, l'articolo 3 lo sviluppa ogni santo giorno questo ragazzo che è al telefono, non chi gli augura di appenderlo con la carrozzina. Fate schifo. Daniele, senti, io ti voglio augurare tutto il bene possibile e tutto il meglio, perché sei un bravo ragazzo e una persona per bene. Volevo che tu lo sapessi. Per quel poco che vale, il mio affetto ce l'hai. Ti ringrazio moltissimo. Come si dice, il poco può essere tanto in base a come uno lo vede, e questo poco lo sento molto forte. E io te ne sono estremamente grato, e avanti così, perché vedi, è anche con la tua misurata e dignitosa reazione che si dimostra la civiltà. Sai, tu sei molto giovane. Quando ero bambino io, negli anni '80, non c'era la sensibilità che c'è adesso. E allora chi aveva una particolare abilità, come dici tu, li si definiva handicappati, che è un termine orrendo. Certo, ecco, no, ma io mi chiedo dove sia l'handicap tra chi ogni giorno cerca di migliorare questo paese e chi gli augura di impiccarlo con la carrozzina. Tutto qua. Assolutamente sì, ma c'è stato proprio un aggiornamento dell'etimologia e di ogni parola da quando è nato l'uomo, e oggi questi messaggi non ci dovrebbero proprio essere, perché siamo al, tra virgolette, il nostro punto di massima conoscenza, anche se uno non smette mai di imparare. Decisamente. Daniele, allora, tutto il meglio e al piacere di ritrovarti presto con cose molto più belle che ci racconterai, va bene? Assolutamente, vi ringrazio voi e a tutti gli ascoltatori, vi auguro una splendida serata. Grazie a te, carissimo. Pausa e poi torniamo con The Ides of March, Vehicle 1970, tra poco.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you, I want you, got to have you try. Great God in heaven, you know I love you. A movie star, I'm gonna take you to a Hollywood. But if you wanna stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you, I want you, got to have you shine. Great God in heaven, you know I love you. Oh, you know I do. Stranger in the black sedan, I want you to hop inside my car. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, I got to have you. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe. Oh, you know I love you, I need you, I want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love you. A te la linea, Antonino. Un cavallo di vento, questo per citare e salutare l'immenso Alessandro Betti del Jalappa Show. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, le 19, 4 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, The Eyes of March, Beagle del 1970. Apriamo il telefono 0292947222. Intanto vi do un po' di notizie. La guerra sembrerebbe essere finita in Iran. Almeno questo è quello che dice Trump al G7 di Evian. Dice che l'accordo per chiudere la guerra con l'Iran è già stato firmato. I dettagli saranno resi pubblici molto presto. Lo stretto di Hormuz sarà di nuovo aperto e navigabile da venerdì. Venerdì è il 19, Santi Gervasi e Protasio. E in particolare cominciano a circolare già le prime indiscrezioni su questo accordo. Ecco, la prima indiscrezione che io trovo, intanto vi riassumo com'è la vicenda, cosa sta succedendo sulla base di quello che dice la BBC. Donald Trump dice che un accordo per chiudere la guerra con l'Iran è già stato firmato. I dettagli saranno resi pubblici molto presto. L'accordo è stato firmato elettronicamente, dice un funzionario americano, ed è stato firmato prima di quella che sarà la cerimonia ufficiale di firma in Svizzera venerdì 19 di giugno. Il presidente degli Stati Uniti dice anche che le navi stanno cominciando a muoversi di nuovo nello stretto di Hormuz, anche se BBC Verify, che chiaramente sta seguendo il movimento del traffico nello stretto,
dice che ancora non si vede un aumento dei passaggi attraverso lo stretto, per cui per adesso non si sa. Questo significa però che ci vorranno, nel caso in cui da venerdì sarà tutto finalmente percorribile, questo significa che ci vorranno circa 6 mesi per riavere un flusso ordinato e continuo di petrolio e un movimento da e per Hormuz regolare, e in particolare però cominciamo a vedere già i primi risultati. I mercati americani sono partiti in forte rialzo dopo la notizia. I prezzi del petrolio sono crollati. Adesso, scrive il collega Faisal Islam della BBC, che è un esperto di Golfo e di energia, dice c'è la possibilità di evitare uno shock energetico prolungato. Quindi, se Gesù vuole e la Madonna ci accompagna, potremmo evitare di ripiombare nel 1973 e magari il prezzo della benzina potrebbe scendere durante l'estate. Potrebbe. Di che cosa si parla? Allora, cosa contiene questo accordo? Si era detto che l'accordo contenesse una fine delle operazioni militari in Libano e l'Iran dice che questa è una parte irrinunciabile dell'accordo. Tuttavia, un funzionario dell'amministrazione americana dice alla BBC che l'accordo non include il Libano, ma ci sono dei colloqui in corso, colloqui diretti tra Israele e il Libano. E dice ancora questa fonte sentita dalla BBC: se l'Iran non è in grado di controllare Hezbollah e se attaccano le posizioni israeliane o i paesi israeliani, Israele avrà il diritto di difendersi e di rispondere. L'Iran e i suoi alleati, insieme agli Stati Uniti e i suoi alleati, stanno cercando di porre fine alle ostilità e avere un accordo finale di pace che, si spera, includerà un sacco di questi gruppi proxy, cioè gli utili idioti di Teheran. Trump, parlando a Evian, ha detto a proposito degli attacchi americani sull'Iran della settimana scorsa che temeva che l'America dovesse tornare a fare la guerra e ha avuto paura per 2 notti che si dovesse tornare a fare la guerra. Il presidente spera che gli Stati Uniti e l'Iran svilupperanno un buon rapporto, ma se non succederà torneremo al punto di partenza, ma non credo che la cosa sarà necessaria. Alla domanda se lui sarà presente alla cerimonia di firma dell'accordo a Ginevra, Trump dice che chi firmerà l'accordo sarà il presidente J.D. Vance, che se voi ci fate caso è un po' una foglia di fico, perché se l'accordo va bene, Vance viene lanciato per le presidenziali del 2028. Se l'accordo va male, comunque la gente dice vabbè, ma l'accordo è andato a firmarlo Vance, quindi mica è andato Trump. Marketing. Trump dice anche che l'accordo non contiene l'allentamento delle sanzioni per l'Iran e il presidente dice che questo è un effetto del loro comportamento. Se si comporteranno secondo quanto viene richiesto dall'accordo, allora l'allentamento delle sanzioni comincerà ad avere effetto. Poi parla anche delle difficoltà sui combattimenti tra Libano ed Hezbollah, dice che gli Stati Uniti vogliono vedere se possono raddrizzare questo conflitto, sembra non avere mai fine, dice ancora. Il presidente Trump dice pure che i dettagli saranno resi pubblici molto presto, probabilmente subito dopo la firma di venerdì. E lo stretto di Hormuz, ribadiamo, sarà pienamente aperto da venerdì. Ovviamente ci sarà da fare un lavoro di sminamento, sarà necessario dare un'occhiata, molto probabilmente a questo punto i nostri cacciamine potrebbero tornare buoni, anche se Trump sapete che ha fatto spallucce in questi giorni dicendo che non me ne frega niente, la guerra l'ho vinta io, arrivederci e grazie. E volevo dire anche un'altra cosa, già che c'ero. Si parla però di una possibilità che siano anche siano scongelati gli asset, i soldi che erano stati bloccati nelle varie banche ad opera del Tesoro USA. Parliamo di 24 miliardi di dollari. Se questo accadesse, gli iraniani che già cantano vittoria
e possono comunque cantarla, perché nei fatti il regime è ancora lì. Trump aveva detto unconditional surrender. Hanno ottenuto la possibilità di non farsi portare via l'uranio arricchito. Il tema dell'uranio sarà discusso nei prossimi 60 giorni dopo la firma di questo accordo. E quindi, come vedete, siamo sempre a quello che scriveva 11 anni fa Kissinger nel suo libro Ordine Mondiale. Questi fanno di tutto, dilazionano, eccetera, eccetera, ma il loro obiettivo è arrivare alla bomba, anche se ufficialmente si sono impegnati a non possedere armi atomiche. Io ne ho parlato con Francesca Musacchio, una che a questi cori di sollievo non si è unita. State a sentire che cosa ci ha detto questa valentissima collega del Tempo. Vai pure Natalia, grazie. E allora io ho il piacere di ritrovare questa sera la nostra Francesca Musacchio, valente e coraggiosa collega del Tempo. E giustamente Francesca fa questa piccola osservazione a pagina 4 del Tempo di stamattina. L'intesa c'è, ma mai fidarsi degli ayatollah. Trump annuncia la firma digitale, poi quella in presenza nei prossimi giorni. Israele si difende dagli attacchi, 9 bombe su Beirut, perché Hezbollah usa il Libano come leva militare del regime iraniano. Scusa tanto, ma che accordo è? A parte il fatto che, voglio dire, 40.000 morti, e questo parla di accordo quando 2 mesi fa parlava di resa incondizionata? Cioè, Francesca, ma ci crede Cretini o non lo so? Dimmi un po' tu, per favore. No, intanto buonasera a tutti Ben e trovata. grazie di avermi invitato. Figurati. Guarda, allora, oggi tra l'altro diciamo le notizie che arrivano sull'argomento diciamo che ci conducono su questa linea, perché pare che tra gli accordi finali arrivati all'ultimo momento ieri sera, perché ovviamente quella che per noi era ieri sera ovviamente, perché insomma gli iraniani si erano messi su piedi di guerra dopo gli attacchi in Libano, pare che sullo stretto di Hormuz si pagherà un pedaggio. Se questa non è una vittoria degli iraniani, poi vedremo se sarà confermata o no, ma le indiscrezioni in Libia, questa dovrebbe essere l'ulteriore clausola che hanno messo gli iraniani, che in tutta questa trattativa hanno posto una serie di clausole che sono state, almeno da quello che è emerso, poi vedremo se abbiamo la possibilità di avere il documento, diciamo, dell'accordo, quindi nella sua totalità, hanno messo una serie di clausole ricattando di fatto gli Stati Uniti. La clausola, una per tutte, a parte questa del pedaggio per il passaggio dello stretto di Hormuz, un'altra roba che gli americani avevano escluso fino all'ultimo momento, e cioè la possibilità di di liberare i fondi iraniani in una serie di posti, tra cui alcuni paesi del Golfo, gli Emirati, specie che hanno rifiutato, per non pagare come fece Obama per la storia del nucleare. Invece mi pare che l'uranio rimane lì, l'uranio arricchito rimane lì. Trump ha detto andremo a riprenderlo a tempo debito, ma nel frattempo già si sa, almeno dalle indiscrezioni stampa, che avrebbero fatto che gli iraniani hanno fatto crollare i tunnel di accesso a Fordow e in altri posti proprio dove era contenuto l'uranio, quindi difficile da recuperare per loro, ma probabilmente anche per gli americani. Ma la grande domanda è: gli iraniani faranno entrare entità esterne per recuperare questo uranio? A me pare molto difficile. difficile. Anche a me, francamente, però possiamo dire che io e te siamo due malfidati e quindi la vediamo così, Certo. magari andrà in un altro modo. E la possibilità di diluirlo in loco, così come è stato detto, anche davanti alla presenza di qualche entità esterna all'Iran, e bisogna vedere però se gli iraniani fanno entrare. Oggi i tecnici dell'Iran non possono entrare lì. Non so, ecco, sono tutti punti interrogativi che rimangono aperti, che ad oggi noi non sappiamo che fine faranno. E questo è ulteriore, è quello che poi soprattutto
in questa storia è particolarmente fastidioso per chi fa cronaca, perché io mi permetto di ricordare a chi fa il nostro lavoro e di dire a chi non fa il nostro lavoro, perché non ho detto che debba saperlo, che quando si parla di cronaca significa raccontare i fatti per quello che sono e non Esatto, per come ci piacerebbe che fossero, per come vorremmo che fossero. La esatto. cronaca di ieri è molto chiara e precisa. Israele non ha boicottato gli accordi, è Hezbollah che ha boicottato gli accordi lanciando missili su Israele, che ovviamente ha risposto. Però nella narrazione, diciamo, globale, dei media globali, Israele ha boicottato gli accordi, le trattative. No, è Hezbollah, o meglio, gli iraniani per mano di Hezbollah hanno provato a boicottare, ma più che altro hanno alzato la posta tantissimo. Ecco fatto che per chiudere l'accordo sulle ultime battute abbiamo scoperto, ripeto, sono indiscrezioni di stampa, non lo sappiamo, abbiamo scoperto che comunque un pedaggio toccherà pagarlo e tante altre cose di cui probabilmente non abbiamo contezza. Allora, io non vedo una vittoria in tutto questo, No. anche perché il regime rimane lì dov'è. Okay? Il regime rimane lì dov'è, non in un'altra forma, nella stessa identica forma. Non è un'altra forma, perché durante queste trattative, l'ho scritto più volte nei miei articoli di cronaca di questi giorni, sottolineo cronaca perché, ripeto, il dovere del giornalista è mettere tutto dentro, non solo quello che ci piace. Ho raccontato delle divisioni pesantissime interne e questo lo si poteva vedere facilmente analizzando le notizie, leggendo, basta leggere molte, leggendo le notizie che venivano fuori dalle agenzie o comunque dai media internazionali di quanto i pasdarani e la frangia più estremista all'interno dell'Iran non era d'accordo sulla trattativa, non era proprio completamente d'accordo sulla bozza che avevano proposto gli americani, che non era di loro gradimento, quindi hanno fatto in modo che fino all'ultimo questa bozza cambiasse come con ricatto, perché l'unica parola è questa, perché se tu su Trump, Stati Uniti, volete chiudere in quel giorno, in quella data, adesso, le nostre condizioni sono queste, se no facciamo che andiamo avanti così ancora per un po' di tempo e vediamo come va a finire. Questa è cronaca, non è interpretazione, non è analisi, è pura cronaca. E a me piacerebbe, diciamo, che tutti i media facessero cronaca su questa cosa, mettendo insieme le varie cose, che ripeto sono alla portata di tutti, basta leggere. Mi rendo conto che leggere vuol dire impiegare del tempo, che magari qualcuno vuole impiegare in altro, non lo so, ma comunque basta leggere. Vuol dire anche Quindi, pensare. Sì, pensare è lo step, diciamo, principale di tutta questa storia, che però mi rendo conto che spesso, e poi la propaganda, poi accusiamo i vari regimi di fare propaganda. Certo che loro fanno propaganda, ma sta a noi non cadere nella loro trappola e quindi nella trappola della propaganda, altrimenti avvaloriamo, contribuiamo a divulgare e autorizziamo questa propaganda. Infatti. Francesca, così a botta calda io faccio questa osservazione. La prima, si è tanto blaterato di diritto internazionale al punto che se lo pestano sotto i piedi, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che se davvero venisse istituito un pedaggio, sia pure light, da parte dell'Iran su Hormuz, verrebbe meno il principio della libertà di navigazione dei mari, che se pensate è un principio di civiltà giuridica teorizzato da Ugo Grozio nel 600 e che ha avuto in particolare un documento, la Convenzione di Montego Bay del 1982, che in quanto tale stabilisce che tutti questi bracci di mare, come lo stretto di Messina, lo stretto di Malacca, lo stretto di Hormuz, non possono essere sottoposti a pedaggio e nessuno può arrogarsi di chiudere il passaggio, che deve essere lasciato libero sempre e comunque. La cosa drammatica è che così si crea un precedente molto pericoloso, perché vedete, dite, ma l'Iran si prende i soldi da Hormuz. Sì. Bene, sappiate che c'è un posto, lo stretto di Malacca, che nel suo punto più stretto, passatemi la ripetizione, è largo esattamente quanto quello di Messina, e da lì ci passa il 45% del commercio marittimo mondiale, punto 1.
Punto 2, quella è una linea di approvvigionamento vitale per la Cina. Provate a immaginare se quello stretto venisse arbitrariamente chiuso o sottoposto a pedaggio, che cosa farebbe la Cina? La Cina non starebbe a fare discorsi per quanto mi riguarda, probabilmente userebbe la forza per riaprirlo e anche alla svelta. Ecco, se io un giorno dovessi arrivare a ringraziare la Cina per aver tutelato un principio di diritto internazionale, cioè una dittatura comunista che tutela un principio di diritto internazionale contro l'arroganza di una dittatura islamica e contro l'incapacità di una sedicente democrazia che è quella americana, beh, allora vuol dire che qui siamo davvero al rovesciamento della realtà, o no? Assolutamente, assolutamente, ma aggiungo a questa tua riflessione che condivido pienamente, aggiungo un altro elemento, che sullo stretto di Hormuz, se dovesse essere confermato il pagamento del pedaggio, c'è la dimostrazione del potere che l'Iran ha, continua ad avere, non solo nell'area, diciamo, nel quale è geograficamente collegato, ma in generale. In Infatti. generale. Quindi è pericolosissimo quello che è accaduto, se ripeto, verrà confermato, perché dimostra un potere incredibile in capo ad un regime che massacra i suoi cittadini, figuriamoci se si pone problemi a massacrare altri cittadini, altre persone che non fanno parte del suo paese, insomma, che non sono suoi cittadini. Ed è un precedente terribile, è una deriva che coinvolge il diritto internazionale, ma che coinvolge in generale il diritto delle persone, i diritti delle persone, perché ricordiamoci che là dentro, non più tardi di 2 o 3 giorni fa, ho raccontato la storia di una donna iraniana che vive in Italia e della quale non ho potuto divulgare le generalità perché è, diciamo, nell'occhio del regime, a cui è stato tolto tutto in Iran, ok? Gli sono stati espropriati tutti i beni, la casa, tutto, la casa comprese foto, vestiti, ricordi, mobili, libri, tutto. E lei non ha potuto reagire perché diciamo, mettere un avvocato a sua tutela significava rivolgersi all'ambasciata che a sua volta non l'avrebbe più fatta uscire. Andare in Iran, figuriamoci, meno che mai. Perché? Perché lei è una dissidente. Proprio Certo. dissidente. È una donna che non ha accettato le regole del regime, cioè non è questione di... è stata accusata dal regime di essere un agente di servizi stranieri solo perché non ha accettato di lavorare nei servizi segreti iraniani, Ecco. che la volevano a tutti i costi perché lei faceva un lavoro che le, diciamo, consentiva di viaggiare molto e il regime aveva valutato che questo suo lavoro e quindi questa possibilità di viaggiare poteva tornare utile per avere informazioni o altro. E questo è, quindi il precedente è terribile. Infatti. Del resto abbiamo ancora una guerra in corso in Ucraina dove ancora si fatica a fare la differenza tra invasore e persona è aggredito. Io non ho nessuna, come dire, nessun motivo per difendere gli ucraini tout court, così giusto perché mi sono svegliata una mattina e ho deciso di difendere l'Ucraina. Ma diciamo che quello che ha fatto la Russia, al di là di qualunque tipo di motivazione, sì, al di là di qualunque motivazione è ovviamente contro ogni buonsenso, direi. Non esistono guerre giuste, non esistono guerre belle, una guerra è una guerra. Dopodiché puoi avere tutte le ragioni di questo mondo, ma di fatto hai iniziato una guerra e questa è la stessa storia del regime. Io credo che, per concludere, il regime ne uscirà molto rafforzato da questo, a discapito di chi? A discapito di equilibri, non solo medio orientali, ma di equilibri mondiali, perché nel momento in cui l'Iran, il regime in realtà, ha la consapevolezza di aver vinto questa battaglia, beh, direi che si può, come dire, può pensare di alzare il tiro da qualche altra parte. E quindi
siamo di fatto sotto scacco di un regime. Non so Certo. quanto sia positivo per l'Occidente, ma No, soprattutto la cosa più drammatica, proprio Trump che faceva la polemica con Obama che gli aveva mandato i pallet di dollari per liberare quell'equipaggio americano sequestrato anni fa. Ecco, tu invece gli stai scongelando 24 miliardi di dollari di asset. Addirittura ieri, dopo l'attacco israeliano contro Hezbollah, Trump, oltre a prendersela con Netanyahu, ha detto che era pronto a offrire un contentino agli iraniani per farli tornare al tavolo delle trattative. Cioè, mi sembra evidente che l'America, ecco, che l'America abbia calato le brache, e mi sembra altrettanto evidente che domani, se la Cina vorrà prendersi Taiwan o se la guerra in Ucraina vorrà continuare fino all'annientamento totale del paese, questo presidente non muoverà assolutamente un dito. Perché? Perché cioè, mi sembra chiaro che quest'uomo è inadeguato al ruolo mondiale che ha, perché questa guerra avrebbe dovuto vedere mesi e mesi di bombardamenti martellanti fino a quando questi avrebbero dovuto cedere o capitolare. Invece, dopo un mese di attacchi pesantissimi, gli è stato dato non solo il tempo di rifiatare, ma di diventare addirittura arroganti, perché questi sono convinti, e di fatto lo hanno fatto, di aver vinto una guerra. No, l'hanno vinta, guarda, è inutile che ci giriamo intorno. L'Iran in questo momento, stando alle notizie che abbiamo fino ad ora, di fatto ha vinto una guerra, non c'è molto da dire rispetto a questo, con un Occidente nella sua globalità che è stato inerme, perché al di là di Trump, l'Europa, ad esempio, in questa storia non ha mosso un dito. Cioè, non siamo stati, cioè, noi come italiani, ma anche gli altri, non è che non ho visto grandi azioni da parte dell'Europa in generale, ma noi come italiani non ci siamo mossi. Non abbiamo, sì, bisogna, le frasi che dicono tutti in confidenza è che sono veramente qualcosa che non si può sentire. Bisogna facilitare, bisogna aiutare la diplomazia, ci vuole la soluzione diplomatica. Grazie, questo lo sappiamo tutti. Cioè, non mi aspetto che, cioè, non è una frase che è, come dire, solo può pronunciare solo un capo di Stato o di governo, è una frase di buon senso che chiunque può pronunciare. Io mi aspetto dalla politica generale, dai capi di Stato europei e internazionali, qualcosa in più di una considerazione come questa, no? Qualche cosina in più, qualche parola in più, perché siete nelle condizioni, avete il diritto e il dovere di fare, di dire qualche cosa in più. Questa roba qua la possiamo dire io e te, che con tutto rispetto per noi stessi e l'uno per l'altra, però non abbiamo voce in capitolo in questa roba qui, quindi che possiamo dire? Come milioni di altri cittadini di tutto il mondo, no? Noi possiamo dire questo al bar, chiacchierando con gli amici o in una conversazione così. Ma dalle istituzioni, da profili istituzionali mi aspetto molto cosa in più. E in tutto questo Israele, perché già i ministri, diciamo, più di destra, Smotrich e l'abominevole Ben-Gvir, hanno già detto: mi dispiace, io purtroppo Ben-Gvir non lo posso soffrire, io sono pro-Israele, sono sionista, ma ahimè Ben-Gvir mi sembra che sia un emerito pirla. Però detto ciò, loro dicono: vabbè, noi non siamo parte dell'accordo, e quindi che fa? Gerusalemme fa da sé contro Teheran, e stavolta dovrà fare da sola, però. Ma guarda, allora il problema è sempre lo stesso in questo frangente, come in tutti i frangenti che hanno riguardato la guerra a Gaza, la guerra in Libano, la guerra contro l'Iran. Il problema è che noi fatichiamo a capire che per Israele questo è sopravvivenza, al netto dei personaggi come Ben-Gvir, Smotrich, questi qua che sono più delle caricature, ma comunque al netto di questo, con qualunque tipo di governo al potere, Israele non avrebbe modificato la linea, sicuramente avrebbe evitato delle figure meschine come hanno fatto alcuni ministri di questo governo, certamente. Ma di questo stiamo parlando, ok? Dopodiché la linea di Israele prescinde dai governi, prescinde dalle... Io voglio ricordare Golda Meir, che non era di destra, ok? No.
famosa, Era socialista. lei diede il via all'operazione Ira di Dio dopo l'attacco di Monaco, ok? Sì. Stiamo parlando di una donna, di un politico, che era su destra. E allora cosa facciamo? Abbiamo parlato di Golda Meir, abbiamo parlato dell'operazione Collera di Dio. Mi sembra abbastanza chiaro che l'idea di Israele è l'Iran non deve avere la bomba atomica. Ci possiamo aspettare colpi di mano o un audace piano magari per fare un raid dentro i depositi e prendere l'uranio impoverito? Ma guarda, allora Israele ci ha abituato a operazioni clamorose in tutti questi anni, anche in Iran, veramente operazioni al limite dei film hollywoodiani, quindi io non mi sento di escluderlo, certo, bisogna capire se è possibile, però io non lo escludo, magari tra un anno o qualcosa del genere scopriremo, arriverà la notizia che è scomparso l'uranio dall'Iran. Non lo escludo, perché diversamente, in modo tra virgolette tranquillo, secondo me quell'uranio non verrà mai fuori dall'Iran. È quello che penso anch'io. Francesca, senti, per concludere, ci aspetta un periodo di calma e poi qualche sorpresa oppure l'instabilità continuerà? Guarda, io credo che adesso nelle prossime settimane probabilmente ci sarà una calma così apparente, perché comunque pare che i Pasdaran abbiano detto a Hezbollah di non attaccare dopo il via libera di questo accordo, è arrivato ieri sera, sembra la notte, e Hezbollah avrebbe risposto sì, però se Israele attacca noi rispondiamo. Vediamo che cosa succede, insomma. Sicuramente da quello che si è capito Israele non lascerà le postazioni conquistate nel sud del Libano, quindi nel momento rimane lì. Decisamente. Quindi vediamo. Va bene, allora io ti ringrazio molto Francesca e al piacere di risentirci presto. Grazie a te, davvero, buona serata, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Voglio l'erba, voglio avere un quadrifoglio da trovare sul mio prato di moquette. Voglio trascinare Ornella Muti sotto un plaid, voglio entrare al primo posto in hit parade. Voglio andare a visitare un mondo. Voglio il conto corrente dei VGs. Capito? Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella vasca dove sguazza Rachelwell. Voglio comandare un giorno all'ONU e col potere voglio fare uscire Bergamo dal MEC. Voglio avere un giundo di rezzonari che mi porti di corsa a far pipì. Capito? Capito? Voglio chi mi esalta, voglio avere un John Travolta
volta che mi preghi di insegnargli il rock and roll. Insomma voglio l'impossibile, un divano sommergibile per fare un tuffo nell'assurdità. Ma per fortuna mi son sognato addosso e i miei sogni chi me li asciugherà? Capito? Scusate, vorrei salutare tutto il mio pubblico. Posso? Ciao! Una scorza di limone, una buccia di patata, un bel prezzemolone e il mio pinzimonio è pronto. Principino! Allora, me ne dai o no i soldi della bici? Capito? Senti, io vorrei salutarvi ancora. Posso? Ciao! A te la linea, Antonino. Natalia, vorrei salutare anch'io il mio pubblico. Posso? Prego, prego. Era il direttore. Ciao. Ecco, a posto. Ciao Giovanni. Allora, eccoci qua, le 19:37 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi dopo aver ascoltato i Gatti di Vicolo Miracoli con questa bellissima canzone surreale Capito del 1978 che chiudeva Domenica in condotta al tempo da Corrado, l'edizione 78-79. E allora 19:38 minuti e 4 secondi, il telefono è aperto al 340 670 9659 se avete voglia di essere dei nostri. E naturalmente, ça va sans dire, noi adesso diamo un'occhiata alle agenzie. Andiamo a vedere le agenzie, vediamo un pochettino che cosa abbiamo, in particolare l'ANSA. Eccola qui, il G7 di Evian, l'arrivo dei leader Trump, lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente venerdì, lo ha detto il presidente USA nel bilaterale con Macron a Evian, sottolineando che l'accordo con l'Iran non prevede un allentamento delle sanzioni. Il presidente francese pronti alla guida della missione Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Scontri a Ginevra tra Black Bloc e polizia al corteo al grido di G7. Medio Oriente, Macron pronti alla guida della missione a Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. USA e Iran cantano vittoria, il grande perdente è Netanyahu. In campo Spagna Capoverde 0-0 al mondiale, la diretta. A proposito, scusate, ma veramente parliamoci un attimo tra di noi, no? Ma voi lo state seguendo sto mondiale? Ecco, lo chiedo a te, Natalia. Natalia, senti, ma tu ti stai interessando al mondiale? No, non troppo. Lo sai che manca a me ne frega niente. Lo chiedo anche a voi, ascoltatori, 340-670-9659. Ma voi quest'anno state sentendo il mondiale? Io sapete come mi sento? Ve lo dico con molta onestà. Mi sento come se in un condominio, cioè è come se nel condominio avessero invitato tutti a una grande festa, anzi a una grandissima festa. Ecco, immaginate Pier Vittorio Scimia, no, interno 12, che fa il giro di tutto il condominio e invita tutti quanti a una grandissima festa che si balla, si canta, viene a invitare tutti tranne che me. E io poi, mentre c'è la festa, che si sente tutta la musica, gente che balla, che ride, mangia, beve, se ne frega, ecco, io però solo. Io fuori, tagliato fuori. Ecco, la stessa sensazione è quella che provo adesso davanti a questo mondiale.
Cioè, la cosa che poi mi fa davvero incazzare, ma cacchio, ma si è qualificato il Curaçao, cioè, vi state rendendo conto, mesh, si è qualificato il Curaçao, che veramente, secondo me, ieri la Germania gli ha mollato 6 pere, ma gli ha mollato 6 pere semplicemente perché, diciamo così, non hanno voluto infierire, ma se poco poco i Crucchi spingevano sull'acceleratore, gliene rifilavano almeno 14-15. E dico io, un Curaçao, c'è una squadra che può tranquillamente gareggiare contro la Vibonese, che vi ricordo essere Serie D, Girone I, e peraltro quest'anno abbiamo acchiappato la salvezza in Serie D ai playoff, volevo ricordarvi anche questo. Ecco, secondo me se gioca Curaçao, Vibonese, secondo me la Vibonese 2 pere gliele dà, tranquille. E benedetti Dio, una squadra così va ai mondiali, noi non andiamo ai mondiali e Gianni Infantino, con tutto che è originario di Reggio Calabria, si permette di fare la battuta: col mondiale a 48 squadre l'Italia non c'è, forse con quella a 204, Cioè, capito? Dai, veramente, veramente, vi prego, ma è possibile che in Italia i giocatori siano così pipponi che non riescono a giocare in nazionale, a qualificarsi ai mondiali? Cioè, ora io non arrivo al punto come veramente, qui siamo un gradino sopra o sotto, fate voi, il livello più grande perditore di tutti i tempi, teorizzato da Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi nel film Fantozzi contro tutti del 1980. Cosa dice lui? Perché Pina, loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile, sono il più grande perditore di tutti i tempi. Capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa, 8 mondiali di fila. Ecco, vi rendete conto che noi non possiamo manco dire che abbiamo perso 8 mondiali di fila per il semplice e banale motivo che a 3 di questi manco ci siamo qualificati? E chissà se ci qualificheremo al prossimo, nel 2030. Oh, io non so. Vabbè, cose che succedono in questa parte di mondo, che poi voglio dire, no? Non è il discorso di dire il mondiale, che poi alla fine, diciamoci una cosa, a noi non ce ne frega niente in fondo del pallone. Però è questo grande rito che anche l'italiano più snob, quando viene il mondiale di calcio, comunque scende in campo, comunque sente un afflato, comunque siamo... E io penso a tutti sti ragazzini di 15 anni che non hanno mai vissuto niente di tutto questo. E questo mi fa male, perché sti ragazzi meritano molto di più. Meritano molto di più. 2030, tra l'altro, si gioca in Spagna, Portogallo e Marocco. 2034 per il momento ancora non mi pare che sia stato ancora assegnato. Però. Ah no, per il 2034 per il 2034 l'Arabia Saudita, che è stata scelta come sede per acclamazione, niente di meno. 2038 ce la dobbiamo giocare con Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Messico di nuovo, no, basta. Nuova Zelanda, Figi, Australia e Indonesia. 2038. Ci avrò 58 anni nel 2038. Come corre il tempo. Va bene, si sono fatte le 19:45, io vi ringrazio per essere stati con noi anche stasera, vi auguro il meglio possibile, una buona serata, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone con cui ci salutiamo è dei Linkin Park, In the End del 2000. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.